Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La Polizia di Stato ha eseguito i provvedimenti del Tribunale di Palermo che hanno ordinato la confisca di una ditta attiva nel settore della panificazione di un immobile situato a Carini, di 2 auto e 3 moto e di diversi rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Questi provvedimenti sono stati presi nei confronti di 3 soggetti a causa delle attività illecite svolte da un'organizzazione criminale denominata Blacksmith. I carabinieri di Caltagirone hanno effettuato un'operazione per contrastare i comportamenti illeciti di guida all'interno della loro giurisdizione, in particolare nel centro storico e nelle periferie. Durante l'operazione il personale militare ha istituito diversi posti di blocco e di conseguenza ha denunciato 2 individui già noti alle autorità per guida in stato di ebbrezza insieme a una donna priva di patente. I carabinieri di Catania Fontana Rossa hanno arrestato 2 uomini, un 26enne e un 28enne, entrambi catanesi. Un'indagine ha portato i carabinieri in viale Moncada, dove i sospetti sarebbero stati coinvolti in attività di spaccio di droga, protetti da vedette appostate sui tetti degli edifici vicini. Inoltre era presente un foglio scritto a mano che dettagliava i prezzi applicati ai tossicodipendenti. Giornata da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Bologna, ma il volo ha riportato oltre 3 ore di ritardo nell'atterraggio. È accaduto ieri pomeriggio, giovedì 15 marzo, col volo Catania-Bologna. I passeggeri quindi sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Catania, vedendo rinviato il proprio volo, atterrato solamente nelle prime ore del pomeriggio e precisamente alle 13:55. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.